Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario del Marietto Veneziano. Vi ricordo che questo video sarà replicato poi nel YouTube, no? Nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Se non avete ancora fatto il vostro Marietto, vi ricordo che vi potete iscrivere al canale YouTube di Hildegarda e al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare anche nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, che in settembre noi ripartiremo. Eventualmente questa sera, se non sapete cosa fare, ci sono le live di Sibille Pendolino sul canale del Marietto Veneziano, è gratuito e tutti possono fare una domanda se ne hanno voglia. Ma ritorniamo un po' col discorso che ho fermato ieri, perché una amicizia sul canale YouTube ha fatto una bella domanda riguardante al discorso degli sport dei ragazzi, no? Che bisognerebbe fare sport. Allora, il concetto è molto semplice secondo me, no? Poi dopo ho tirato fuori un parolone di psicopedagogia, qualcosa del genere, no? A me piacciono questi paroloni, però andiamo un po' indietro nel tempo. Fino al 1960 in Italia esisteva un'economia prettamente agricola. L'80% delle persone attive lavorava nei campi, era analfabeta e praticamente col boom economico, il baby boom, chiamatelo un po' come volete, hanno strappato dalle campagne, prima con l'arruolamento militare, la leva fissa, no? Poi chiaramente anche con l'istruzione e poi con le industrie, hanno strappato dalle campagne una grandissima fetta di persone e le hanno portate in città, no? Non servivano più nelle campagne perché l'Italia si stava industrializzando e quindi di conseguenza ci siamo trovati tantissime persone che addirittura avevano vergogna di dire di saper fare la pasta fatta a mano in casa per non fare la figura, una figuraccia, no? Abbiamo praticamente fatto retrocedere a livello culturale alcune persone, fasce di persone, soprattutto le donne, no? Per farle andare a comprare nei supermercati, no? Quindi c'è stata una evoluzione e anche una involuzione, no? Quando hanno incominciato a mettere la leva fissa per tutti i giovani, i contadini, visto che usavano i propri figli nei campi per tirare fuori il pane, no? Per tirare fuori il cibo, a un certo punto sono insorti, soprattutto nelle campagne, Sud Italia e via dicendo, no? E quindi c'è stata praticamente una nuova evoluzione, no? Cioè praticamente prima il ragazzo arrivava verso i 14 anni e non vedeva l'adolescenza, passava da bambino a uomo, no? A 14 anni il ragazzo si sedeva sul posto di lavoro in pausa e sentiva discorsi da uomini. L'età media chiaramente era molto bassa e quindi già a 60 anni un uomo era molto provato. Aveva magari 13 fratelli e di questi 13 fratelli una fetta non riusciva ad arrivare a 30-40 anni. Le persone avevano molti denti in meno, insomma erano molto più magri, no? E non sapevano né leggere né scrivere. C'è un grandissimo maestro esoterista sul tubo che racconta che nel 60 alcune persone andavano in banca accompagnate perché non sapevano neanche fare la propria firma. Quindi capite, ciao Tina, ciao Sara. Ciao Sara, cara. Bene, quindi capite che in quel periodo storico lì, nel 1960-70 diciamo, chi era già andato a scuola era gente che abitava nelle città, nei paesotti, che aveva avuto la fortuna di poterci andare, ma c'era una fetta naturalmente che era analfabeta. E l'Italia industriale che stava nascendo fra 60 e 70 e 80 aveva bisogno di persone, quindi praticamente c'è stato un esodo, no? Le prime macchine, chi se la ricorda, chi ha la mia età si ricorda la 500, la bianchina, insomma queste macchine qui del popolo, il popolo incominciava a avere sabato e domenica libera, incominciava a non andare più in chiesa, no? Perché andava al mare, andava alle partite di calcio, insomma il popolo poteva permettersi una piccola macchinetta, la 600, la 500 e via dicendo, no? E quindi la chiesa incominciava ad avere meno persone alla domenica perché le persone avevano
la piccola 500 e portavano la famiglia o in montagna o al mare, insomma. Era nato un nuovo tipo di italiano, che allora poteva ancora andare bene perché c'era lavoro per tutti, non c'erano i robot in fabbrica. Nel 60 e 70 per fare una cosa ci volevano 17 persone, oggigiorno con un robot quelle 17 persone sono diventate 2. Praticamente se si dovesse inventare qualsiasi altra cosa a livello industriale, questi robot, anche se lo dovessero inventare oggi come oggi, non avrebbe più bisogno di manodopera, ma andrebbero avanti tutti con i robot, no? Quindi cosa è successo? È successo che la popolazione è cresciuta, era finita la guerra, sono nati tantissimi bambini che all'inizio questi sono andati in fabbrica, i più fortunati si sono infilati a lavorare come dipendenti pubblici e fino a un certo punto, fino agli anni 90 più o meno, 95, la cosa ha retto. Poi volare, avete visto anche voi che a livello planetario la Cina è entrata nel mercato mondiale e chiaramente ha cominciato a proporre i suoi prezzi e i suoi prodotti, no? Anche perché molti prodotti vengono, come si suol dire, fabbricati sottoterra nelle galere cinesi, no? Come fanno del resto anche molti stati americani che fanno lavorare i propri prigionieri, praticamente a prezzo quasi zero, no? Quindi è chiaro che poi c'è stato questo globalismo che ha smantellato praticamente questa forza lavoro, abbiamo perso quasi, se non di più, il 25% della forza industriale italiana, no? E che stava già incominciando ad essere robotizzata. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che questa fascia di persone che prima lavoravano in fabbrica o in piccole strutture familiari del terziario, del secondario, perché ormai l'agricoltura era praticamente tutta, come si dice, meccanizzata, si è ritrovata a incominciare a perdere il potere di acquisto perché non aveva più lavoro, no? Una grandissima fetta, il 25% di questi italiani è stata sbattuta per strada. Però cosa è successo? È successo che è arrivato internet e molte persone non le vediamo più in giro, no? Per fortuna in questo momento, perché si sono attaccate a internet o cellulare, adesso sta andando forte il cellulare, ma ai miei tempi, 15-20 anni fa, c'era il computer, no? Adesso il 70% delle persone praticamente usa, il 60% usa il cellulare per attaccarsi a internet. E qui nasce un piccolo problema. Queste persone che purtroppo non hanno più il lavoro perché a un certo punto la manodopera orientale è entrata di prepotenza nel mondo, ha fatto sì che queste persone vivono ancora, tra virgolette, di quel benessere creato negli anni 60-70, ma prima o poi anche questa cosa qua finirà, anche perché abbiamo il signoraggio bancario, non abbiamo più la possibilità di stampare le nostre banconote e via dicendo. Il discorso è molto complesso, però ci sono genitori che hanno avuto dei figli negli anni 80, 90, magari li hanno mandati anche all'università, magari hanno fatto degli sforzi incredibili, oppure ci sono dei genitori oggigiorno che hanno figli di 10 anni, no, mettiamola giù così che è più semplice, che praticamente ce li hanno in casa e forse perché non sono stati, proprio perché non erano quel gruppo di figli che era nato nei campi, lavorava nei campi, capiva cosa vuol dire sacrificio, era quel gruppo di figli che era nato nel baby boom industriale, no? Praticamente si trovano magari al terzo, quarto, quinto piano di un palazzo, quando sono nati avevano la sicurezza del lavoro, oggigiorno non ce l'hanno più. E oltre a non averla più, no? Se prima erano orientati sempre a lavorare, adesso certamente cercano lavoro, fanno una fatica immensa perché è difficilissimo oggigiorno con la concorrenza orientale e avendo il signoraggio con l'euro bancario sulle spalle è difficilissimo che si riesca a inventare ancora qualche prodotto nuovo. Avete visto che ad esempio l'Olivetti ce l'hanno smantellata, ci hanno smantellato la Fiat e queste sono tutte attacchi occulti, no? Cioè non è che noi siamo diventati imbranati e non sappiamo più far computer,
è che purtroppo abbiamo dovuto lasciare l'Olivetti, la Montedison, abbiamo dovuto lasciare grandi forze industriali a qualchedun altro, che non voglio chiamare nemico, però sto di fatto che la cosa le uscì, no? Ciao Fabiola, grazie Simonetta, grazie di esserti unita nel Diario Merete. Quindi oggigiorno noi ci troviamo con una fascia di persone che praticamente non ha più nel DNA cosa vuol dire essere una famiglia, no? Perché è nata nell'era industriale, no? Abbiamo una fascia di persone che non sa più cosa vuol dire sudare con la terra e in più abbiamo queste forze che ci penetrano in casa senza che noi lo vogliamo tramite i vari videogiochi e roba del genere, che praticamente ci hanno indotto, volere o volare, potete dire quello che volete, a prendere le cose in modo molto più semplice. Quindi molti genitori, magari soprattutto c'è una grandissima fetta di persone divorziate, no? Che soprattutto l'uomo che ha più responsabilità, perché dal mio punto di vista dovrebbe essere il timone di casa, non vogliono prendersi queste responsabilità e li parcheggiano davanti alla PS4. Allora voi vedete dei ragazzini di 10 anni con il 10-20% del peso fisico in più perché non fanno più movimento, che giocano il nulla, no? Giocano in virtuale. E qui nasce il problema perché questi saranno il futuro della madre patria. Allora c'è una fetta che ve l'ho già detto ieri, è nata fortunata, che il padre ha ancora 2 binari che gli darà un posto di lavoro, ma c'è una fetta che se non viene addestrata al sacrificio, addestrata allo sport, addestrata a sapere che per fare un risultato bisogna spremersi, chiaramente pensa che tutto gli sia dovuto, no? Poi è chiaro che queste famiglie monoparentali in un certo senso prendono anche la scusa, è scappato il marito, faccio un esempio, no? È scappato la moglie, mi trovo i figli, non so cosa fare, devo lavorare. Allora, come ho spiegato ieri, quando ci sono dei figli che nascono, questi 2-3 anni bisogna cominciare a inserirgli una mappa mentale. Che voi ci crediate o no, bisogna fare un piccolo sforzo, no? Se non ve lo spiegano gli altri dovete inventarvi voi, dovete a un certo punto mettervi a tavola e dire a nostro figlio adesso ha 2-3 anni, ma fra 5-6, quando avrà 7-8 anni, dobbiamo imprimergli qualcosa. Una volta c'erano i campi di lavoro, oppure c'era chi partiva, faceva l'accademia militare, oggigiorno invece c'è la PS4. Capite che la cosa non può funzionare così, anche perché i tempi stanno cambiando rapidamente. Quindi c'è poco da psicologizzare e dire robe da libri stracorti. Il concetto è molto semplice. Se voi non gli create una struttura in cui il ragazzo deve capire che in un gregge deve sudare, sputare sangue per avere dei risultati, e lui è molto importante in questo gruppo, anche se è il più debole e non eccelle, perché non è che bisogna eccellere in ogni cosa, no? Basta che riesca a capire certe. E lo vedete anche voi, cioè io qualche tempo fa parlavo con una cassiera di un supermercato e lei al mercoledì tremava perché il mercoledì praticamente questi ragazzi erano liberi da scuola, non sapevano cosa fare, andavano a comprare qualcosina al supermercato, ma alla cassa erano veramente delle persone volgari e degradanti, no? Cioè praticamente facevano disonorare i propri genitori perché sembravano delle bestie, no? Perché in branco, perché non avevano nessuna cognizione del gruppo, della lealtà, del rispetto e di quello che un bambino magari quando andava nei campi a lavorare capiva per il semplice fatto che c'era una gerarchia. Oggigiorno sono quasi dei ragazzi allo stato brado, no? Lasciati così, a mercoledì non si sa cosa fare se non sono davanti, non dico la PS4 perché è l'unico mezzo, ma l'Xbox, qualsiasi videogioco, la maggior parte viene parcheggiata lì. Quando va in giro praticamente pensa che tutto sia possibile, no? E se non era l'accademia militare, se non erano i campi di lavoro a dargli o genitori che avevano bisogno di queste mani sottratte all'agricoltura, oggigiorno mi domando io chi deve essere. Chi deve prendere, ciao Carmelina, chi deve prendere questo compito? Chiaramente sono i genitori. Io ho avuto, perché ho dei figli, ho avuto a casa dei compagni di classe di mio figlio
che mi rendevo conto che nella loro casa c'era un deficit proprio perché non avevano rispetto, non avevano, come si suol dire, una mappa mentale che gli faceva capire che quando si entra in casa degli altri ci vuole rispetto. Chiaramente questi ragazzi stanno facendo una brutta fine, non riescono a trovare lavoro e se magari in quel periodo erano dei bulli perché erano piccolini, fisicamente erano più forti, no? Poi la vita, ve l'ho detto, picchia duro e sono stati emarginati con dei lavori scarsi, no? Quindi se praticamente non siete voi a dargli ai vostri figli un desriga, no? Se il vostro marito o la vostra moglie scappa, li prendete per il coppino, li mettete a tavola e dite adesso abbiamo fatto 2 figli, adesso devi prenderti le tue responsabilità. In un modo o in un altro bisogna spiegarglielo, no? L'ideale sarebbe spiegarglielo prima che parte la cosa, cioè prima che scappi via, quando sono se non fate questi passaggi, come diceva quel tale Don Abbondio, il coraggio se non ce l'hai non te lo dà nessuno. Quindi se non volete che un giorno le forze dell'ordine vi chiamano perché vostro figlio l'hanno preso a rubare le autoradio, l'hanno preso a fare l'asino in un supermercato, l'hanno preso a vendere il fondoschiena per comprarsi un vestito, capite? Se non volete queste cose qua, non è che lo sport è l'unica strada, però è la strada che più, in un certo senso, aiuta i genitori a dargli questa possibilità. Poi è chiaro sempre che ci vuole anche un supporto eterico, no? Cioè un genitore magari alcune volte entra in alcuni sport in cui ci sono delle dinamiche marce e allora chiaramente deve attivare tutti i circuiti per difendere il proprio figlio. Ma questo non vuol dire che quel ragazzo lì non debba fare un sport maschio. Questo vale anche per le donne oggigiorno. Uno sport non fa mai male, no? Adesso io parlo di sport perché è la cosa più semplice. Uno non deve pensare, ecco, adesso io mio figlio a 15-16 anni cerco un'accademia militare e lo metto dentro, così quello che non sono riuscito io ci riescono loro. Basta uno sport maschio, no? Che potrebbe essere rugby, calcio, anche pallacanestro molto tosto, no? Tutti gli sport di gruppo sono tosti. Però se cominciate già a dire ma in psicologia a destra, in psicologia a sinistra, e incominciate a prendere tutte le scuse di questo mondo, mio marito mi ha lasciato, e di qua, di là, è chiaro che poi alla fine questo uomo, no, che diventerà uomo, se lo troverà un'altra donna e vedrà che non c'è dietro la spina dorsale, non sa cosa vuol dire andare a fare la spesa, non sa cosa vuol dire avere rispetto degli altri, no? Pensate solamente a quelle persone che litigano per un parcheggio, perché non riescono a capire che magari è meglio lasciare stare alcune volte il parcheggio magari a una persona più anziana, oppure non si alzano in piedi quando sono sul bus, sale una persona più anziana, o magari aspetta un bambino, capite? Cioè ci sono delle piccole cosine, no? Che una persona addestrata duramente a raggiungere dei risultati, molto probabilmente ha il senso più facile, Poi è chiaro che anche chi è campione di sport magari alcune volte in un certo senso può sbagliare, no? Non è che è un'assicurazione dell'infallibilità, però dà sempre la possibilità a una famiglia di tentare di dare qualcosa che gli crei uno scheletro mentale di gruppo sano, pulito nei propri figli. Poi è chiaro che tutto è sindacabile, no? Nel senso, ci sono quelli che nascono un po' più effeminati che magari lo sport non è per loro, perché oggigiorno vedete che il cinema, no? Ci mettono lì che uno va con uno va con uno, cioè ma una cosa che 40 anni fa, 50 anni fa era uno spergiuro, oggigiorno ci vogliono condizionare a creare più coppie tra gli stessi sessi e roba del genere, è una cosa che a me non interessa, anche perché mi sembra proprio una cosa che l'uomo è stato fatto per andare con la donna e viceversa. Comunque vabbè, quella cosa lì poi è karmica, no? Poi questi qui un giorno capiranno cosa sta facendo. Però voglio dire, per quelli che invece vogliono tentare, nel senso ci tengono i propri figli, l'ideale è questo, no? Scegliersi a 3-4 anni col proprio marito, sedersi a tavolino a 5 a 6, no? Se avete vicino una palestra, se avete vicino un posto pubblico dove esiste la possibilità di fare sport per i vostri figli, siete già a metà dell'opera. Poi chiaro sarà la squadra che lo modellerà,
Poi anche voi a un certo punto vedrete se l'allenatore vale la pena portargli il vostro figlio o meno. Ci sono momenti storici che in alcune società sportive ci sono bravi allenatori e momenti storici che ci sono allenatori più scarsi, no? Quindi voi dovete in un certo senso anche attivare le antenne. Se no, cari miei, la strada è segnata, ve li trovate lì ai 10-12 anni, rotondi come delle palle da bowling, davanti alla PS4, addormentati sul divano, con degli, incominciate a bombare con psicotropici e favole del genere, perché andate dal psicologo, psichiatra, il dottore di turno, quindi dice guarda iperattivo di qua, iperattivo di là, e giù che incominciano a bombarli. Spesso e volentieri purtroppo sento storie di clienti che hanno fatto qualche piccola defiance da piccolini per i figli e al posto che portarli in una palestra a istruirsi, trovano più comodo magari stare davanti a una telenovela o a chattare con il narcisista di turno, cercando magari una love story, no? È chiaro che il figlio è rimasto lì e ha perso il treno e adesso si trova in difficoltà con tutti, no? Con tutti, con i suoi genitori, con la società e col suo futuro. Questo è solo per spiegare, per rispondere a quella persona che mi parlava non autoritarismo, ma diciamo che lo sport, l'accademia militare, cioè se non ci riescono i genitori, la strada migliore dal mio punto di vista, anche perché ho visto dei risultati propositivi, no? Chiaro che se poi è un asino, no? Sarà un asino anche nello sport, ma diciamo che se c'è uno spiraglio di miglioramento, lo sport una mano lo dà, no? Che sia il calcio, che sia l'hockey, che sia il rugby, che pallacanestro, pallavolo, o qualsiasi attività di gruppo, no? Questo è molto importante. Pallanuoto, anzi, è fortissimo come si fa. Però dovete mobilitarvi, non pensare che dal cielo venga giù qualcuno che venga in casa, vi bussi, vi prende il figlio e ve lo porta, no? Siete voi, mamme o padri, o tutte e due insieme. Poi torna un'altra persona che mi ha scritto in PVT per i narcisisti. Adesso taglio questo discorso per i ragazzi perché ci tenevo proprio per i ragazzi, perché vedo con i genitori in difficoltà, no? Il marito è scappato, la madre deve tirare avanti la carretta, purtroppo i figli hanno 10, 12, 15 anni e sono lì come dei Buddha sul divano attaccati alla PS4. La cosa chiaramente capisce anche anche un cieco, no? Che questi ragazzi, no? Nella vita, se non avranno un colpo di fortuna micidiale, no? Avranno insomma delle difficoltà importanti, proprio perché finché ti sponsorizza il papà e la mamma che le spalle grosse, ma poi quando dovrai metterti in gioco nella vita, capite che un po' l'estetica, un po' il senso del gruppo, un po' il senso della realtà ci vuole, no? Però andiamo avanti con l'altro discorso dei narcisisti, perché a un certo punto mi contatta una signora qualche tempo fa, no, in PVT, e mi dice appunto che era innamorata di un tipo. Io ho fatto un'indagine, questo tipo è un tipo narcisista, capite? Cioè di quelli che raccontano tutto quello che ti piace sentirti dire per poi raggiungere il loro scopo, ma che non vogliono costruire niente, no? Ormai ho già fatto anche delle pillole importanti sui narcisisti per chi è nuovo del Marietto, perché questo video alla fine della giornata lo vedranno 150-200 persone. Lo invito ad andare a vedere nel canale YouTube del Marietto chi sono i narcisisti e cosa riescono a fare. Quindi quando ho visto che ero un narcisista col pendolino, quindi quando si incontra un narcisista, si parte dal presupposto che la cosa è karmica, no? Perché se il vostro karma fosse un buon karma, molto probabilmente un narcisista, il karma stesso vi proteggerebbe, no? Ma quando incontrate un narcisista, ciao Lara, grazie di esserti unita nel canale Marietto. Quando incontrate un benedetto narcisista, che chiaramente è difficile capirlo al primo colpo, no? Perché al primo colpo arriva il principe azzurro con tutte le credenziali top, no? Poi a un certo punto vedete che lui vi racconta sempre le stesse cose, ma non si muove di un millimetro, no? Cioè lui vi dice a destra, a sinistra, facciamo questo, però è sempre di fermo, no? A un certo punto lui gli interessa solo raggiungere il suo goal, cioè magari portarvi a letto o sfruttare le vostre forze e poi abbandonarvi, no?
Questi sono più terribili, poi magari se sa anche sono sposati, sono ancora più terribili. Quindi quando si incontra queste cose qui, cari miei, non spendete tempo, non spendete denaro, non spendete in operazioni magiche, a meno che non vedete che è una vostra anima gemella. Certo non è il top della gamma sapere che la vostra anima gemella è narcisista, però potrebbe capitare questa cosa qua. No. E allora a questo punto qui, se è un'anima gemella è un altro discorso, ma se è proprio qualcosa che a livello vibrazionale non è per voi, voi dovete attivare in modo gratuito tutti i circuiti di questo pianeta, che una parte li ha messi anche sul sito del capitano.it del vostro Marietto, per staccare questi legamenti perniciosi. Perché se no, se per disgrazia ve lo sposate, vi troverete un sacco di problemi. Narcisisti uomini ma anche donne, bisogna stare attenti, perché io ho avuto degli uomini, no, che sono caduti nella rete di queste donne, che avevano 3-4 uomini che andavano a letto, insomma un casino madonna, no? E chiaramente poi uscirne da questa schiavitù non è facile, no? Quindi quando incontrate, ad esempio, vi faccio un esempio banale, anni fa mi contattò una signora molto gentile che si era infatuata un pochettino di un medico che era molto gentile e lei pensava che magari sarebbe potuta nascere una love story. Io l'ho testato, no? E questa persona a livello professionale era veramente il top, ma come uomo aveva qualche pecca importante, no? E gli ho detto, guarda, questo uomo qua scappa, la prima cosa che puoi fare è sarà gentile, bravo sul tuo posto di lavoro, cioè sul suo posto di lavoro ti aiuterà a guarire, ma a livello umano non ha le corde per le tue frequenze, è proprio basso, quindi se avete la fortuna di fare un'indagine radiostesica e capire, fidarvi del vostro esoterista, siete già a metà dell'opera. Se no, purtroppo capita che qualsiasi ceto sociale, libero professionista che sia, dall'avvocato al macellaio al tipo che lavora in fabbrica, se non ha una certa frequenza che entra in sintonia con la vostra, dovete per forza, o meglio per voi, staccare, perché se no succede che dopo 2-3 anni, finito questo boom di ormoni, vi trovate ai piedi della scala senza magari più energie e senza voglia di veramente cercare la vostra anima gemella. Questo è un punto, perché l'altro giorno appunto mi contatta questa signora per via di questo uomo. Io ho visto che era un narcisista, poi insomma ho indagato, no? Ho visto che potenzialità c'erano, ma lì c'era solamente magari il primo fuoco d'artificio e poi chiaramente molto dolore, sarebbe scritto molto dolore, e quindi il santo non valeva la candela. Quindi in quel caso lì il vostro Marietto vi chiede, se volete fatevi fare una indagine con le sibille da Hildegarda o una pendolata al vostro Marietto veneziano, però fate un'indagine, no? Perché come quella cliente che anni fa si è evitato un sacco di problemi con questo medico, no? Con questo specialista. Questo è un discorso per i narcisisti, soprattutto, e anche per gli uomini che trovano magari delle narcisiste, perché come vi ho detto non è facile in un certo senso capire se una persona è onesta, o perché magari ha avuto la delusione col quarto uomo, vede passare voi e per vendetta vi accalappia e poi diventate il quarto della serie, no? L'incomodo, no? Quelle persone sono veramente, hanno una furbizia, una lapa, una doppia faccia che veramente sono incredibili. Anche quando sento nei consulti alcune storie, anch'io c'ho sempre da imparare, perché ne inventano di tutti i colori per raggiungere i loro scopi. Quindi ritornando, riassumendo, la prima cosa abbiamo parlato dello sport dei ragazzi, che è l'unico salvagente. Chiaro, poi c'è colpo di fortuna che magari un ragazzo nasce, non gliene frega niente dei propri genitori, lui va da solo a fare lo sport, lui va di qua, lui va di là, perché è il suo karma, no? Però c'è una grandissima fetta di genitori che devono prendere queste decisioni importanti. Poi abbiamo parlato dei narcisisti, ecco appunto, soprattutto le donne, che in questo momento sono il segmento più debole. È sempre meglio fare un'indagine, no? O con le sibille o col pendolino, per vedere di non stare poi attaccati a una persona che non vale
la pena, cioè non vale niente, cioè nel senso vi porterebbe solo dolore. Chiaro che poi dopo ci sono quelle che vi dicono il karma di qua e di là, però insomma se avete l'accortezza di fare un'indagine. Poi un'altra cosa che voglio dire, alcune volte nelle sibille, questo non viene mai detto, no? Nelle sibille salta fuori magari che voi incontrerete il vostro amore un determinato mese, no? Un determinato anno. E voi quel mese lì e anno lì non lo incontrate. Cioè non è che non lo incontrate, lo incontrate, ma non sapete ancora che è lui. Nel senso che magari lo incontrate, però non nasce niente e dite, ma cavoli, questo qui mi aveva detto che questo mese avrei incontrato questo soggetto e non l'ho ancora incontrato. In realtà l'avete incontrato, ma in quel momento lì non è nata la scintilla, cioè non sembra che sia nata la scintilla. A me è già capitato spesso, volentieri, di fare previsioni, no? Poi dopo anni salta fuori che cioè, nasce la cosa e tutti e due si ricordano che si erano incontrati per la prima volta magari un anno, mezzo o 6 mesi prima. Quindi il fatto che alcune volte le sibille o il pendolino vedono degli avvenimenti che vengono, però magari uno si aspetta subito che nasce il colpo di fulmine, uno invece lo incontra, incomincia a vederlo e poi dopo un anno e mezzo magari nasce quel Giulietto Romea da film, no? Quindi molte volte il pendolino non è che è in anticipo o sbaglia, ma molte volte dice che in quel momento lì si incontrerà quella persona che veramente sarà la persona della vostra vita. Oppure succede un'altra cosa, soprattutto con le carte, no? Con le sibille. Questo è importante riuscirlo a capire. Ciao Emanuela, ciao Giulia, ciao Sabrina. Cioè, alcune volte cosa succede? Succede che le sibille dicono che incontrerete un gran signore, no? Ci sarà qualcuno, però molti non sanno che potrebbe essere anche un'entità spirituale. Alcune volte alcune persone pensano che per forza di cose devono incontrare qualcuno di fisico che gli dà un calcio nel fondo schiena o lo prende e lo aiuta in determinata posizione, no? O per lavoro di qua e di là. Ma nelle sibille, no? Voi dovete pensare che si entra anche nel campo spirituale e magari loro vedono delle entità, delle forze che non si vedono a occhi nudi, che magari sono entità di gran personaggi storici oppure vostri parenti, no? Che, o forze, chiamiamolo come volete, no? Perché poi alla fine sono sempre forze, che vi daranno una mano. Quindi capita, no? Che in un determinato periodo della vostra vita non vedete quella persona fisica e dite il marietto ha sbagliato con le sibille, ma vedete che la vostra vita incomincia a cambiare senza che ve ne rendete conto, cioè perché avete un aiuto esterno. Quindi dovete sempre stare attento, e questo anche ne parlavo con Hildegarda, no? Qualche tempo fa, proprio perché molte volte quando esce con le sibille il gran signore, può essere anche sì un signore, ma potrebbe essere anche una forza spirituale che vi sta proteggendo senza che voi ve ne rendete conto. Anni fa ho conosciuto una persona che aveva avuto due figli gemelli, due figli di cui erano gemelli, no? In cui per via di una guerra misterica un figlio sul nascere era stato ucciso. Quel figlio però era un'entità spirituale altissima, no? Ed è successo che quel figlio lì, no, che è un'entità spirituale altissima, che doveva nascere ma si è sacrificato, proprio perché purtroppo c'era questa guerra eterica importante, sta difendendo quel padre, no? E nessuno lo vede se non alcuni veggenti che vedono che c'è questa entità che è stata uccisa ed era suo figlio, che lo sta difendendo a morte e nessuno lo vede. Solo i veggenti di una certa qualità e potenza e competenze e conoscenze. Quindi capite, molte volte anche quando si entra nelle sibille a fare le stese e si vedono delle carte che dicono ma cavoli, hai incontrato l'uomo che ti doveva aiutare? E la persona dice io non ho incontrato nessuno questo mese. Ma se le sibille dicono così vuol dire che anche a livello spirituale c'è questa forza che vi sta guardando, vi sta aiutando. Anche se voi magari non vedete, come si suol dire,
gli effetti immediatamente, no? Quindi questa cosa è anche da tenere presente, ci tenevo a dirlo, non l'ho mai detto, proprio perché vedo alcune volte, quando faccio delle stese con le sibille, delle evoluzioni, delle protezioni, che magari la persona dice, ma io mio figlio in questo momento qui la sta vedendo brutta, però io vedo che dietro questa persona, se non l'ha incontrato fisicamente questa persona, questa forza c'è, ma a livello magari spirituale, che lo sta difendendo, perché se non ci fosse questa forza, quel ragazzo, quella donna, quella situazione lì sarebbe stata catastrofica. Quindi anche quando si leggono le sibille bisogna sempre avere un occhio di riguardo per queste forze eteriche che sono dietro, come si dice, dietro di voi, no? Chiaramente se poi escono tutte negative, poi è chiaro la stessa identica cosa, quando esce una carta brutta, no? Non è che magari vi cade addosso un aereo, però avrete delle situazioni negative proprio perché delle forze negative hanno lavorato in quella direzione, no? Ma quando invece vedete le carte belle c'è sempre questa doppia faccia da riuscire, e lì sta nella bravura dell'interpretazione del vostro sibillologo, no? Se uno capisce che è una carta spirituale o se uno capisce che è proprio un uomo pieno di soldi. Faccio un esempio. Questi sono degli esempi per far capire che anche chi legge le sibille deve interpretare bene le cose e anche chi ascolta, no? Quindi riprendiamo questo discorso delle sibille, bisogna sempre incominciare a capire che le sibille hanno anche un lato spirituale. Quando vedono delle forze che si avvicinano buone, se voi non incontrate il Gran Signore in quel mese ed è uscito, molto probabilmente quel Gran Signore c'è, ma è a livello spirituale. Capita spesso queste cose qua, no? Come chiaramente lì poi sta nella bravura del sibillologo. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto, vi ho parlato un po' proprio di questi ragazzi dello sport, vi ho parlato un po' di stare attenti a questi soggetti che oggigiorno praticamente vivono sulle spalle delle donne, vivono sulle spalle di persone che magari ingenuamente si innamorano di questi narcisisti, che ce ne sono, no? Quindi attenzione anche a fare legamenti con narcisisti, perché poi dopo restate legati, poi magari voi vi slegate ma lui resta legato e poi è un casino, perché dopo questi sono come parassiti, quando ce li avete addosso non si stacca più. E poi appunto il discorso delle sibille, che è importante riuscire a capire che molte volte il messaggio, no? La forza che vi aiuterà non sarà una forza presente materialmente, ma una forza spirituale. Ci sarà sempre, magari voi non la vedrete i miglioramenti, ma non capirete com'è. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto in questo piccolo splash. Vi ricordo che sono tutti racconti di fantasia, non è che andate a dire in giro che adesso Marietto dice delle verità, no, sono tutti racconti di fantasia che mi piace fare 4 passi e raccontarli per quelle 100, 150, 200 persone che gli piace sentire un po' di favolette. Bene cari amici, vi ricordo che questa sera alle 8:30, alle 20:30 nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano ci saranno le live splash con le sibille, Pendolino, Hildegard e Marietto Veneziano. Se volete gratis si possono fare delle domande e chi prima arriva meglio è, perché sono tutte domande. Vi ricordo nome e data di nascita, è imperativo. Un'altra cosa importante, non contattatemi in PVT se non è per consulenze professionali, perché continuo tutti i giorni a ricevere messaggi in PVT, scusa Marietto di qua, scusa Marietto di là, ma spreco un sacco di tempo a leggere il nulla, perché in fondo solamente io ho imparato nella vita che solamente chi vuole investire realmente poi vuole fare qualcosa, il resto sono classiche persone che sarebbero davanti una dynasty, cioè la mia esperienza mi dice questo. Bene cari amici, grazie per avermi seguito fino qui e alla prossima, ciao Sara, grazie ciao Carmelina, buona giornata.